600 persone alla fiaccolata in via Orlanda, dove è stato investito ed ucciso il pensionato Luciano Trevisan, mentre l'assessore Boraso punta il dito su ANAS. Pessima segnaletica in via Roma a Martellago, un residente denuncia Veneto Strade intervenga perché il rischio incidenti è dietro l'angolo. Il sindaco concorda. Il racconto di Cristiano Capponi, che si trova in Giappone per seguire la nazionale italiana di rugby, scenario da incubo a Tokyo per il passaggio del tifone di quinto livello. Si avvicina la ripresa degli scavi in laguna, dove la prolungata mancata di manutenzione sta cominciando ad avere gravi conseguenze anche sull'attività commerciale del porto. Non è un'indicazione specifica per il sì o per il no, ma un forte invito ad andare a votare. La lista Casson invita i cittadini a partecipare al referendum del 1° dicembre. In occasione della giornata nazionale del cane guida, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha organizzato una passeggiata a Venezia. Domenica all'insegna della Voga Veneta e della solidarietà, la prima gara sarà a cronometro, poi la 42esima regata del secolo su Pupparini a 2 remi. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Apriamo con la cronaca e con una notizia giunta in redazione proprio pochi minuti fa, è quella di un gravissimo incidente stradale che si è verificato in via Caltana a Santa Maria di Sala. Una donna ha perso la vita, era a bordo di un'auto che si è scontrata con un'altra vettura per cause ancora da chiarire. Secondo alcune testimonianze potrebbe non avere rispettato uno stop. Entrambi i veicoli dopo l'impatto sono finiti nel fossato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti un'ambulanza ed i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dello schianto. Per avere altre informazioni ci colleghiamo al telefono con il sindaco di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni, giunto sul luogo dell'incidente. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Buonasera, che informazioni ci sono allora su questa ennesima tragedia? Purtroppo non sono informazioni buone. C'è una signora che conosciamo bene che è rimasta vittima di questo incidente gravissimo, è stato saltato uno stop. Questa è una strada pericolosissima, fa parte del graticolato romano e con cadenza quasi, non dico mensile, ma ogni 2 mesi succede un incidente grave. Purtroppo è una strada provinciale, una strada della città metropolitana in cui stiamo cercando di mettere in sicurezza con una pista ciclabile, speriamo di farlo il prima possibile, ma questa volta qui purtroppo non c'entra la pista o quant'altro, ma è stato proprio saltato uno stop, la visuale era anche abbastanza buona, quindi diciamo che sono cose che fanno pensare sempre alle cose peggiori, però dobbiamo mettere in preventivo che bisogna fare qualcosa per questi incroci, perché sennò ci ritroviamo a parlarne sempre ogni 2 mesi, ogni 3 mesi e non succede mai niente. Grazie Sindaco, peraltro questa è una richiesta più volte avanzata dai cittadini, quella di mettere in sicurezza gli incroci del graticolato romano, purtroppo troppo spesso teatro di gravissimi incidenti come quello appunto avvenuto poco fa. Grazie per il collegamento Sindaco. Grazie, buona serata. Noi continuiamo con la cronaca perché in ieri sera hanno preso parte alla fiaccolata in via Orlanda a Campalto, dove l'altra sera è stato investito Luciano Trevisan, tutti con in mano una luce per dire basta alle morti su questa strada. Vediamo. È come una promessa per Luciano, la luce di una persona buona, mite e umile di cuore, si è solo per qualche ora spenta. Ora la riaccendiamo e la portiamo con noi.
Oltre 300 persone hanno preso parte alla fiaccolata in onore di Luciano Trevisan, il pensionato 63enne volontario all'asilo che giovedì poco dopo le 13 è stato travolto e ucciso in via Orlando a Campalto. Alle 21 si sono riuniti davanti alla chiesa di San Martino per poi spostarsi nel punto dove è avvenuto l'incidente e dove troppe persone hanno già perso la vita, in quella che oramai viene definita la strada della morte. Ognuno con una fiaccola in mano per dire basta alle morti, per chiedere un intervento serio una volta per tutte. Il pensiero è andato anche a Giulia, la 106esima vittima. È come se fosse riemerso qualcosa che era affondato ma che non era stato risolto. È tornata la voglia di dimostrare che la città non è solo un dormitorio ma che è viva, che ci sono molte persone che ci tengono. Quindi rispetto a quello che è successo 12 anni fa abbiamo un po' voluto riscuotere le coscienze delle persone e farle scendere in piazza semplicemente esserci come presenza di solidarietà nei confronti della famiglia e con un messaggio molto chiaro, cioè più sicurezza per quella strada ma anche più rispetto, investimenti e miglioramento di questo paese che è un po' la periferia delle periferie, ecco. La marcia è proseguita fino all'ulivo piantato il 13 marzo 2008, data della manifestazione delle 106 croci che oggi sono molte di più. In chiesa la musica, perché Luciano cantava nel coro. Luciano era una persona molto molto buona che ha dato tutto per la famiglia e per la comunità. Noi ieri sera ci siamo presi un po' l'impegno di continuare il percorso che a lui è stato interrotto con la sua tragica scomparsa e riaccendere quella luce all'interno della comunità, per cui l'invito a tutti i cittadini di Campalto è a dire: siamo cittadini, abbiamo un paese da sistemare e da far vivere e facciamolo. Martedì alle 10:30 nella chiesa di San Benedetto sarà celebrato il funerale di Luciano. La scuola materna rimarrà chiusa per lutto. E sul piede di guerra anche l'assessore comunale alla mobilità che incalza su ANAS: deve finire l'opera al più presto. L'ennesimo grave incidente. Noi abbiamo incontrato la prefettura nella persona della dottoressa Motolese 15 giorni fa e avevamo denunciato questa situazione. C'è stata una riunione in prefettura alla presenza della polizia stradale e del viceprefetto Motolese, dove noi abbiamo detto questa situazione. Conscio della problematica che affligge via Orlando già da troppi anni, l'assessore Boraso da tempo sta cercando una soluzione, ma denuncia. La città da Tessera a Campalto, lungo la via Orlando, ormai siamo invasi da NCC, da tutto il Veneto, corrono all'impazzata. Ma oltre il comportamento che in molti definiscono scellerato degli NCC, Boraso evidenzia un altro aspetto fondamentale. La cosa poi più grave di tutti è il fatto che ANAS, che non è il Comune di Venezia, è lo Stato, non finisce l'opera che da anni è attesa. Doveva essere inaugurata a luglio del 2019 e non finiscono lo scavo sotto la via Gobbi. Doveva essere inaugurata a novembre e adesso hanno spostato la fine lavori ad aprile 2020. È facile dire che forse se questa opera era conclusa quell'incidente non sarebbe accaduto, perché di fatto quel tratto di città dal cimitero di Campalto fino a via Sabadino diventerà strada comunale, ma finché è statale lì passa il mondo e quindi la grande preoccupazione è che negli ultimi soprattutto 24 mesi, da quando è esploso, hanno raddoppiato quasi, si può dire, il lavoro sull'aeroporto di Venezia. Da tutto il Veneto sono confluiti questi NCC che arrivano e corrono all'impazzato. Ho chiesto alla Polizia Municipale di cominciare a fermarli, controllare chi ha il diritto o non ha il diritto di attivare le proprie attività in provincia di Venezia. Ovviamente noi cercheremo di fare tutto ciò che possiamo fare, ma anche spronando ANAS a finire questi sacrosanti lavori del bypass di Campalto. E continuiamo a parlare dello stato delle strade andando a Martellago. Ci porta una telefonata di una nostra ascoltatrice alla nostra rubrica dedicata a voi telespettatori, lo dico ad antenna. Vediamo. Siamo a Martellago in via Roma, a pochi passi dallo svincolo per Scorzè. Un residente ha chiamato per una segnalazione che riguarda proprio questa strada.
Il problema è che è sbiadita la segnaletica orizzontale, quindi quelli che arrivano da Maerne in curva, che è abbastanza pericolosa, non vedono, seduti non vedono la segnaletica, che è completamente assente, e tagliano tutti la strada, come si può vedere dalle macchine che passano adesso. Quindi quelli che arrivano dall'altra parte si trovano la macchina quasi di fronte, mi è successo anche a me, e c'è il rischio di incidente, è veramente un rischio, perché invadendo la corsia opposta poi vai a guardi questo completamente dall'altra parte. E non è l'unica. In 10 minuti quasi tutti i mezzi di passaggio, tir compresi, hanno invaso la corsia opposta. 4 volte al giorno perché devo portare i bambini a scuola, devo andare a riprendere, noi abitiamo a Olmo e quindi tutti i giorni mia moglie è sempre là, quando arriviamo qua è in tensione perché c'è sempre qualcuno che taglia, tutti tagliano, non qualcuno, quasi tutti. C'è la segnaletica, quella lì che lampeggia, però viene automatico, credo, tagliare la curva in questa maniera. Se ci fosse la segnaletica evidente, magari anche una piccola cordonata con quei paletti luminescenti, sarebbero tutti nella corsia giusta. Di qui l'appello a Veneto Strade, perché il tratto è di sua competenza e non del comune. Veneto Strade se ne deve occupare, però Veneto Strade finora non ha fatto nulla e siamo così da 1 anno e mezzo, 2 circa. Quindi volevo sollecitare un po' Veneto Strade, se è il caso, che faccia qualcosa, perché per fare 10 metri di riga non penso che ci siano problemi. Anche il sindaco di Martellago riconosce il problema. È pericolosa, quindi sicuramente bisogna fare un bel tavolo con Veneto Strade e trovare una soluzione. Comunque il rapporto c'è, quindi sicuramente la troveremo. E se anche voi avete una segnalazione da fare alla nostra emittente potete farlo alla nostra rubrica, lo dico ad antenna, vedete i contatti in sovraimpressione, redazione @antenna3.it, 04220230 per la segreteria telefonica e 351 17 55 340 per i messaggi SMS e WhatsApp. Linea alla regia ora per la pubblicità. A tra poco. Sito. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Il tifone che sta devastando il Giappone, nel prossimo servizio il racconto di Cristiano Capponi, che si trova con una rappresentanza di 3 persone dell'associazione Gruppo Bevanda di Malamocco in Giappone, a Tokyo, per seguire la nazionale italiana di rugby ai campionati mondiali. Sono arrivati fino in Giappone, animati da una grande passione per il rugby, per sostenere la nazionale azzurra ai campionati del mondo. 3 veneziani, con in testa il vicepresidente vicario dell'associazione Gruppo Bevanda di Malamocco, Cristiano Capponi, si sono ritrovati in uno scenario da incubo per il passaggio del tifone di 5° livello Hagibis, definito dagli esperti very strong, ovvero di notevole intensità. Siamo a Tokyo, siamo in albergo, bloccati per l'arrivo del tifone Hagibis in città. Dovevamo essere oggi a Toyota City per la partita di rugby tra l'Italia e la Nuova Zelanda, che è stata cancellata come quella dell'Inghilterra contro la Francia. Tutte le partite in programma sono state annullate. Arrivano ogni 2 ore degli avvisi di emergenza che ci dicono appunto di non uscire. La situazione adesso sì, piove forte, c'è un po' più di vento, ma questa mattina siamo anche usciti a prendere qualcosa da mangiare, perché ovviamente stando tutto il giorno in albergo dovevamo pure avere qualcosa. Strade deserte, locali chiusi, ma per fortuna nessun problema per la pubblica incolumità. La televisione comunque avvisa continuamente lo stato attuale della situazione meteorologica, ma comunque niente di grave. Penso che a Tokyo non succederà niente, è successo qualcosa un po' più a sud, qualche inondazione più violenta, ma in città, diciamo, qui a Tokyo niente di grave. Peccato purtroppo per la partita, perché ovviamente eravamo venuti qui soprattutto ovviamente per il rugby. Si avvicina la ripresa degli scavi in laguna, dove la prolungata mancata manutenzione sta cominciando ad avere gravi conseguenze anche sull'attività commerciale del porto.
il sottosegretario all'ambiente Roberto Morassut mi ha assicurato che entro l'anno la partita si chiude. Si avvicina lo sblocco del protocollo fanghi. L'interrogazione presentata in Commissione Ambiente dal deputato veneziano Nicola Pellicani ha ricevuto la risposta che tutti attendevano. Il Ministero dell'Ambiente ha disposto gli incontri tecnici necessari per accelerare l'approvazione del protocollo che consentirà di riprendere finalmente gli scavi in laguna, dove si vive ormai una situazione di emergenza. Ci sono alcuni canali di Venezia che non sono navigabili e tra un po' faranno difficoltà anche i mezzi di soccorso a raggiungere i luoghi di intervento. E poi ci sono i canali portuali, a partire dal canale dei Petroli, qui non si tratta di fare nuovi scavi, ma di riportare i canali in quota per renderli navigabili e consentire alle navi da cargo di entrare in porto. In alcuni tratti del canale dei Petroli, del Malamocco Marghera, le navi sono costrette a viaggiare a zig-zag perché stanno franando le rive e non ci sono più le quote appunto navigabili. Una decina di giorni fa il presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino si era sfogato sulle gravi conseguenze economiche di questa situazione. Arrivano meno navi, ci sono meno chiamate dei lavoratori della compagnia lavoratori portuali, ci sono meno possibilità di generare ricchezza per i terminal, ci sono meno circolazione di camion o di treni che portano meno merci. Non è impossibile capire che se comincio a mettere insieme meno, a un certo punto arrivo anche a meno lavoratori. Così come per il dossier Venezia, che comprende il tema grandi navi e la conclusione dei lavori per il Mose, Pellicani si è impegnato a seguire l'iter del protocollo fanghi fino all'approvazione. Molti si sono chiesti come sia possibile essere arrivati a questo punto per un'attività che dovrebbe essere di ordinaria amministrazione. Sarebbe forse il caso di provvedere a una riforma dell'intero comparto. Ma certo, questo è un esempio di come la frammentazione di competenze, il coinvolgimento di un'infinità di enti provochi alla fine la paralisi anche di un'attività normale, perché, ripeto, stiamo parlando di ordinaria manutenzione della laguna di Venezia. In occasione della giornata nazionale del cane guida, l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti ha organizzato una passeggiata per Venezia. Vediamo. Tra le tante manifestazioni cui capita di assistere a Venezia, la loro è stata tra le più singolari e soprattutto tra quelle che hanno suscitato più curiosità e simpatia. Non vedenti e ipovedenti da tutto il Veneto si sono dati appuntamento sul piazzale della stazione Santa Lucia per festeggiare la giornata nazionale dei cani guida. Facciamo una passeggiata dalla stazione di Santa Lucia fino a San Marco e ritorno al fine di sensibilizzare e far conoscere il cane guida a chi ancora non lo conosce. Abbiamo portato dei volantini da distribuire e in più saremo pronti a rispondere tranquillamente e a farli conoscere. Pochi ad esempio sanno che per legge il cane guida può entrare ovunque, pena una multa fino a 2.500 euro, ma soprattutto su molti di questi splendidi esemplari campeggia l'avviso "non disturbate, mi sto lavorando", a prevenire gesti d'affetto dei passanti che, seppur animati dalle migliori intenzioni, potrebbero essere di disturbo. Non solo molto belli ma anche molto professionali, i cani guida hanno superato brillantemente una prova tutt'altro che facile: accompagnare i loro padroni in una Venezia sempre più stipata di turisti, dove lo slalom tra i trolley si somma ad un percorso che prevede ponti, calli e callette. Sono passata dall'usare in autonomia il bastone e muovermi col bastone, quindi ad avere il cane guida, ed è tutta un'altra vita, molto più rilassante, molto più semplice. Ci sono ovviamente delle difficoltà differenti rispetto a usare il bastone, però è molto più facile muoversi. Lei quanti cani ha avuto? Questo è il terzo, questo vivace qui a fianco a me sarebbe il terzo. Hanno personalità diverse. Tutti e tre diversi, come noi persone, incredibile, hanno una loro personalità, un loro carattere, un loro comportamento, una loro sensibilità, sono tutti e tre diversi. La passeggiata veneziana in fondo è anche una piccola festa, un modo di fare comunità che davvero esiste tra queste persone, la onlus che le rappresenta, i loro amici a quattro zampe e la scuola triveneta di addestramento che, come ricordano delle partecipanti, continua a seguire i cani guida anche nel periodo di affidamento ad una persona. A Venezia va in scena domattina una domenica all'insegna della voga alla veneta e della solidarietà. Vediamo. Sarà una grande domenica quella di Venezia ai remi, nel segno della voga alla veneta e della solidarietà. Ben 2 appuntamenti con 2 regate. La regata
Trofeo Città di Venezia, conosciuta come regata del chilometro lanciato, e la famosa regata del secolo. Il Trofeo Città di Venezia è organizzato dalle associazioni remiere di Punta San Giobbe, le associazioni di Sant'Alvise, ed è votata su Caorline e sarà disputata lungo le rive del canale di Canareggio, con partenza dalla laguna e l'arrivo subito dopo il Ponte delle Guglie. Una regata a cronometro. Protagonisti degli equipaggi speciali. Le 9 Caorline prenderanno il nome di 9 altrettante associazioni di volontariato e sono Alice, Aido, Aita, AIL, Avapo, Amici del Cuore, Avis, Anfas e Unitalsi, i famosi angeli custodi. L'altro appuntamento della giornata è poi la 42esima regata del secolo su Pupparini a 2 remi, organizzata dall'associazione benefica Biribiri e così denominata perché la somma degli anni di ogni equipaggio deve raggiungere i 100 anni. L'altra regata, la regata appunto del secolo, invece avrà partenza da Sacca San Girolamo più o meno alle 10:30, giro del palo dopo aver percorso fondamente nuove all'Arsenale, ai bacini, va bene, e arrivo all'altezza del Ponte della Panada. 11:30 le premiazioni in campo Vidma. Ed è tutto da Venezia per questa sera, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora presente sull'Italia ma in indebolimento, ne conseguiranno nuvolamenti ma il tempo si manterrà comunque stabile. Vediamo il dettaglio di domenica 13 ottobre. Sul Veneto avremo condizioni di tempo asciutto, al mattino tuttavia sarà possibile qualche foschia o nebbia sulle pianure e sulle vallate alpine, mentre dal pomeriggio più sole sulle aree costiere ma cielo spesso nuvoloso invece sul resto della regione. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime tra 20 e 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, il cielo anche qui sarà a tratti coperto, mentre lungo la costa sarà più soleggiato, non sono attese piogge degne di nota. Temperature in calo, minime tra 11 e 17 gradi, massime sui 21 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà più soleggiato, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 9 gradi, massime sui 23 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.